Dopo lo scandalo delle tangenti per il Mose, dopo la bufera che ha investito il Consiglio Comunale di Venezia e portato agli arresti domiciliari il sindaco Giorgio Orsoni, aleggia su Cafarsetti lo spettro dello scioglimento della Giunta. Sarà un commissario, ci si chiede, a gestire l'ordinaria amministrazione del Comune? Distinte nella guerra delle dimissioni le posizioni delle varie forze politiche. A chiedere questo gesto da parte del sindaco, che pure al giudice ha dichiarato di essere estraneo ai fatti che gli sono contestati, il Movimento 5 Stelle. Credo che sia l'occasione, il momento perché il sindaco dia le dimissioni e logicamente anche di tutti i suoi nominati, cioè tutta la giunta, che anche dal punto di vista proprio dei componenti stessi della giunta riterremmo nel loro stesso interesse che questo scioglimento avvenisse, in quanto in questo modo si separerebbero nettamente le responsabilità. L'onorevole Spessotto ricorda come da tempo il movimento denunci il legame fra politica e affari, convinto che questo sistema vada debellato con la massima energia. La politica non può diventare una professione, perché è logico che quando per anni si rivestono posizioni apicali e di rilievo si instaurano dei rapporti che poi possono sfociare in comportamenti clientelari e anche talvolta illegali. Mentre continua la raccolta di firme di Prima il Veneto, che chiede le dimissioni di Orsoni e della Giunta, interviene sulla questione il consigliere comunale Beppe Caccia. Tutte le opzioni, dall'approvazione del bilancio al presentarci lunedì mattina tutti dimissionari, sono aperte sul tavolo, afferma, ma bisogna evitare di fare del male ai cittadini di Venezia. Per il sindaco reggente ogni scelta sarà compiuta in totale autonomia. Chi ha fatto e ha governato, formato queste giunte, si è seduto nel Consiglio Comunale in questi anni, ha sufficiente capacità di discernere quando sarà il momento opportuno per ridare al voto dei cittadini la responsabilità di formare un nuovo governo della città. Il sindaco Orsoni durante l'interrogatorio si è dichiarato estraneo ai fatti che gli sono contestati. Beh, se lo dice io gli credo.